Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, di nuovo giro del mondo. Non mi ricordo il numero della tappa, ma chi se ne frega. Comunque, da Bogotà a La Habana, quindi andiamo in Centro America, ragazzi. Ormai siamo veramente all'ultima parte del nostro giro del mondo. Quindi direi di partire subito e andiamo. Sono 1198 miglia. Bellissima giornata qui in Colombia. Vola, la 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 la, na na na, vola. Anche oggi voglio fare un atterraggio da Pro Gamers. E si parte, un saluto alla Colombia, ciao Colombia. Vai raga, iniziamo il nostro momento di Super Quark. Tan, 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 tan. Allora ragazzi, oggi chiaramente siamo partiti dalla Colombia, da Bogotà che è la capitale, poi abbiamo diciamo sorvolato, cioè affiancato il Venezuela, che è la capitale Caracas, e poi niente, adesso siamo vicini al Mar delle Antille e poi arriviamo, poi ecco sì, probabilmente anche sorvoliamo di brutto anche Kingston, che è la capitale della Giamaica, e poi arriviamo a Cuba, che è la capitale della Havana, e abbiamo di fronte, tra virgolette, Miami. Ormai siamo vicini all'America del Nord, infatti la prossima tappa sorvoleremo tantissime città e la destinazione è Los Angeles, quindi spettacolo puro. Ragazzi, da Piero Alberto Angela è tutto, un saluto. Raga, mancano 583 miglia, lo spettacolo è sublime, mare, solo mare, però vedo una piccola isoletta dal GPS, quell'isoletta là, se non sbaglio, potrebbe essere proprio la Giamaica teoricamente, boh, non lo so, adesso vediamo, non ne sono sicuro però. Comunque ragazzi, allora, discorso Civilization, allora, la campagna avete visto, cioè ho fatto proprio un video di quasi mezz'ora, insomma, per far vedere quanto lungo è il gioco. Allora, il problema è questo, in primis io purtroppo ho fatto un piccolo errore, perché purtroppo quando fai i video fai sempre cagati, non lo so, vabbè, e quindi diciamo ho paura di non avere la capacità di sostenere la guerra con la Cina e con l'Egitto, perché il discorso qual è? Che sinceramente far vedere un video dove continuo a reclutare unità, continuo a far guerre e tutto, cioè non lo vedo la cosa più divertente del mondo. Secondo me è più bello vedere una strategia di gioco, e purtroppo, visto che non mi aspettavo insomma che piacesse così tanto Civilization, ho giocato un po' alla cazzo e ho sbagliato, diciamo che non ho fatto la mia strategia. Poi ragazzi, visto che quella campagna secondo me è destinata a non andare bene, perché comunque secondo me, cioè, se la Cina praticamente con la mod che ho scaricato da sola a Oriente, quindi si sta creando un impero mostruoso, quindi ci saranno no 2 unità, no 100 unità, ma 1000 unità, quindi prima o poi arriva con tutte le unità e mi spacca il culo, quindi quella campagna ormai è persa. Però adesso ne voglio cominciare una con meno tempo, cioè al posto di lunghezza maratona, lunghezza normale, e così vi spiego e faccio bene la mia strategia, che è una strategia che uno alla sua, uno all'altra, e può essere interessante. Io amo la vittoria culturale e fare tipo 2000 meraviglie, per cui voglio tentare quella strada, quindi penso di fare una nuova campagna, stavolta no con i Romani ma con l'Egitto. Bene, adesso però torniamo a noi, qua c'è sempre mare, vedo coglioni, non vedo l'ora di arrivare un po' in Nord America e poi insomma finire sto giro che veramente, come si dice, è stato bello tosto. Raga, ormai ci siamo a Cuba, guarda che mare raga, spettacolo puro. Ok, allora l'aeroporto ce l'ho per così, quindi è bene virare un pochino. Zoomiamo un attimo.
così, ce l'ho proprio... Ok. Vai raga, ci siamo. Ecco là davanti l'Havana e come al solito sono, come si dice, molto allineato alla pista. Ma chi se ne frega raga, io sono il comandone e la regola numero uno è il cazzeggio, cioè... Ecco, proprio l'Havana è là, incastonata là nel mare. Cazzo che aeroporto di merda però, che puttana. Cioè, veramente aeroporto peggio di quello svedese che mi ricordo, che aveva praticamente non aveva neanche l'asfalto, era fatto di merda e di melma. Mamma mia che corta che è la piscina, ciao fioi. Ragazzi, prevedo vaneggi comendiani. Vari vaneggio comendiano. Attenzione. La Havana, la 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 la. Pu pu pu. Non ho neanche l'autorizzazione all'atterraggio, ma chi cazzo se ne fotte. Attenzione. Ma forse non è neanche questo l'aeroporto, ragazzi, vedendo il GPS, oddio. Vabbè, ragazzi, ma chi se ne frega. Attenzione, attenzione. Calma, calma. No, ma perché deve girarsi così? Maledetto, maledetto. Va bene, dai, un atterraggio. Un atterraggio di merda, anzi di mezzo buono e mezzo schifoso, su un aeroporto che non è neanche il mio. Quindi, ragazzi, meglio di così. Cosa poteva fare il Comenda oggi? Vediamo un attimo. Ah, infatti, sono atterrato in un aeroporto probabilmente periferico. Vabbè, raga, alla fine l'importante è essere arrivati a Cuba e a La Habana. Dopo se l'aeroporto è uno e l'altro, poco importa. Comunque, ragazzi, la prossima rotta a Los Angeles, e quindi Los Angeles lo voglio vedere, cazzo. Cioè, per carità, la grafica è quello che è, però voglio vedere Los Angeles, la città degli angeli. Buono, raga, dal comendone è tutto. Avete capito di Civilization cosa voglio fare, quindi no, assolutamente la campagna continua, però su un'altra partita. Però voglio come si dice, spiegare, far vedere un attimo la vittoria diplomatica. E niente, ragazzi, un saluto del comendone. Ciao!